Amen. Buongiorno a tutti. Alleluia. Vi invito a mettervi in piedi. Fratelli che sono lì nel corridoio, venite dentro per favore, che iniziamo la nostra riunione. Ben arrivato Andrea. Fratelli, venite per favore. Amen. Come state? Tutto bene? Com'è andata la vostra settimana? Amen. Possiamo dire che fin qui il Signore ci ha benedetto. Fin qui il Signore ci ha sostenuto. E noi siamo nella gioia perché grandi cose ha fatto il Signore. Aprite le vostre Bibbie per favore. In Filippesi capitolo 1. Filippesi capitolo 1. Filippesi è conosciuto come una delle lettere del carcere di Paolo. Paolo l'ha scritta quando era qua a Roma, vicino a noi. Paolo era qua a 500 km, 550 km da noi, era in carcere, no? E non solo Filippesi, ma lui ha scritto tante altre lettere mentre era lì incatenato. Ho avuto il privilegio di stare lì, di visitare quello posto, ed è un posto davvero triste per le circostanze in cui lui viveva lì, umido, è un buco fatto nella pietra così, e lui era là, no? Ma d'altra parte quello che ci incoraggia è quello che lui scrive alle persone, alle chiese, no? E io vorrei leggere con voi e vi chiedo di fare attenzione a questa lettera di Paolo, perché nonostante la sua situazione, no? Lui trova forze per incoraggiare tutti gli altri, per andare avanti, non smettere mai di predicare il Vangelo, no? Allora leggiamo insieme Filippesi 1. Ci siamo? Tutti hanno trovato? E allora, Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. No? Lui si sta congratulando con la Chiesa perché la Chiesa ha sempre partecipato al Vangelo, no? Ha preso questa responsabilità e l'ha portata avanti. Io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella mia difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con un affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi, irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Amen. Allora Paolo scrive così: desidero che sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardine nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questo lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo.
ma quelli che annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Amen. La vita di Paolo è un esempio per tutti noi. La Bibbia dice che lui è il principe dei predicatori, che dopo Gesù non c'è stato un altro come Paolo, perché Paolo ha influenzato la Chiesa primitiva. Paolo è uno che ha cambiato la storia della Chiesa primitiva. E non è che lui ha sempre avuto tutto in mano, che era sempre tranquillo, che era sempre pieno di soldi, no? Che aveva sempre delle risorse. No, questa Chiesa era una che aiutava lui, noi abbiamo appena letto lì. Ma lui, nonostante la sua sofferenza, non si è mai scoraggiato nel predicare il Vangelo. Lui non si è mai tirato indietro per conto delle sue catene. E allora, questo è un richiamo a tutti noi. Questo è un richiamo a tutti noi, di rimboccarci le maniche e far vedere quello che Gesù Cristo ha fatto nella nostra vita. Amen. Signore, eccomi qua. Come c'era un fratello che abbiamo conosciuto lì a Roma in una delle conferenze che noi abbiamo fatto lì, lui scherzava con tutti quanti e diceva: Signore, eccomi qua, usa il mio fratello. Oh Gesù, eccomi qua, sono disponibile, ma usa Andrea. No? Lui scherzava così, ma davvero questo a volte non è un scherzo, perché noi siamo sempre disposti, ma mai disponibili, no? Ma il Signore ti sta chiamando, il Signore ti sta chiamando a prendere una posizione. Siamo figli di Dio e dobbiamo far vedere al mondo il quanto prezioso è questo che il Signore ha dato nelle nostre mani. E non è un privilegio solo nostro, è un privilegio di tutti quanti, perché è della sua volontà che tutti siano salvati. Amen. Chiudete i vostri occhi, preghiamo. Oh alleluia! Caro Padre, noi siamo qui riuniti per te. Nel nome di Gesù noi siamo qui, alleluia. E dedichiamo questo tempo, Signore, in fratellanza, Signore, a te. Perché è per te che noi siamo qui. Noi vogliamo, Signore, fare a te un trono di lode, un trono di gloria. Noi vogliamo glorificare il tuo nome, vogliamo innalzare il tuo nome, Signore. Abbiamo vissuto un'altra settimana e tu sei stato al nostro fianco ognuno di questi giorni. E oggi noi siamo qui perché tu ci hai sostenuto, tu hai provveduto i nostri bisogni, tu ci hai protetti, Signore, tu ci hai liberati, Signore, ci hai guariti. Padre, tu hai fatto tante cose, Signore, cose che a volte noi diamo per scontato, Signore, perché intanto tu agisci ogni giorno, Signore. Noi non ci ricordiamo neanche di ringraziarti, ma oggi, in questo momento qui, noi vogliamo alzare la nostra mano, noi vogliamo alzare la nostra voce e ringraziarti, Signore, per le piccole cose che tu ci hai dato questa settimana. Grazie, Signore, per il dono della vita, grazie per le scarpe, grazie per i vestiti, grazie per il mangiare che abbiamo avuto, grazie, Signore, per il nostro lavoro, per la nostra casa, grazie, Signore, per la nostra famiglia, grazie per i nostri figli, per i nostri giovani, Signore, grazie per la nostra moglie, per il nostro marito, Signore, che ci benedicono, Signore, che pregano per noi, che ci sostengono, che ci danno forza per andare avanti, Signore. Grazie per ogni famiglia di questa Chiesa, grazie perché tu stai lavorando in ognuno di noi, grazie perché ci stai guarendo, grazie perché stiamo vivendo nella tua presenza il processo della salvezza, Signore, e noi siamo giorno per giorno purificati nella tua presenza. Il peccato non ha più dominio sulla nostra vita, tu ci stai lavorando, alleluia, tu ci stai lavorando giorno per giorno e noi celebriamo nella tua presenza, alleluia.
noi ci glorifichiamo, Signore, noi glorifichiamo il tuo nome e dichiariamo che su questa chiesa, sulla nostra vita, sulla nostra casa, Signore, solo tu sei Dio, non ne abbiamo altro e non vogliamo altro, perché tu sei sufficiente per noi. Tu sei sufficiente per noi, non vogliamo altro, Signore Gesù. Noi vogliamo soltanto, Signore, che tu stia al primo posto nella nostra vita. Noi vogliamo soltanto che tu sia il centro, Signore, di ogni cosa. Noi vogliamo soltanto che tu tenga e continua a tenere, Signore, il controllo della nostra vita, il controllo della nostra casa, Signore. Noi vogliamo soltanto che tu venga, Signore, e che tu possa instaurare il tuo regno, Signore, nella nostra casa. Che venga il tuo regno, che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà, che il tuo nome sia glorificato, che la tua volontà sia fatta qui in terra come in cielo, Signore, che noi possiamo essere riconoscenti, adoratori, Signore, veri adoratori, ma non soltanto alla domenica, ma ogni giorno, che noi possiamo, Signore, con la nostra vita, con il nostro parlare, con il nostro agire, con la nostra testimonianza, glorificare in tutto il tuo nome, alleluia, perché solo tu sei Dio. Solo tu sei Dio, solo tu sei Dio, alleluia, alleluia. Tu puoi dire che venga il tuo regno, che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà, così nella mia vita, come in cielo. Ancora una volta dichiara questo: che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà, così nella mia vita come in cielo. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Solo tu sei Dio. Prima che il tempo fu, tu regnavi già, solo tu sei Dio, nelle mie gioie e difficoltà, sul tuo trono sei, e solo tu sei Dio. Dì a Lui, tu sei Dio. Prima che il tempo fu, tu regnavi già, solo tu sei Dio, nelle mie gioie e difficoltà, sul tuo trono sei, solo tu sei Dio. Tu sei Dio, tu sei Dio, prima che il tempo fu, tu regnavi già, solo tu sei Dio, nelle mie gioie e difficoltà, il tuo trono sei, solo tu sei Dio. Solo le voci. Non cambi mai, lo stesso sei. Fai quel che vuoi, questo tu sei. Non cambi mai, lo stesso sei. Fai quel che vuoi, questo tu sei. Non cambi mai, lo stesso sei. Fai quel che vuoi, non cambi mai, lo stesso sei. Fai quel che vuoi, questo tu sei. Tu non cambi mai, lo stesso sei. Fai quel
Solo tu sei Dio, prima che il tempo fu, tu regnavi già. Solo tu sei Dio, nelle mie gioie e difficoltà. Sul tuo trono sei, tu sei lo stesso. Alleluia! Con gioia celebriamo il Signore! Vai! Se tu respiri, loda il Signore. Parla alla persona che è accanto a te. Loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Sotto nella valle, sulle montagne, se ne sono sicuro o se dubito, lodo stesso non solo ho circondato. Perché? Perché con la lode i nemici sconfiggo, finché io vivrò così canterò. loda al Signore. Se tu respiri, loda al Signore. Se tu respiri, loda al Signore. Se tu respiri,
il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Forza. Se tu respiri, loda il Signore. Amen. Alleluia. Amen. Tu sei felice? Tu sei felice? Pensiamo un attimo, no? Chi di voi è tifoso di qualche squadra? No, il calcio non vi piace? Dai che accende la luce solo un attimo, perché magari non sto vedendo le mani. Ecco, allora vi domando di nuovo, chi di voi tifa per qualche squadra? Dai, non stiamo qua a parlare di Inter, Milan, no? Forza Inter! No, noi stiamo qui a parlare di queste cose, no? Forza Inter! No, noi stiamo qui a... No, no, scherzo. Io sono un brasiliano che non piace il calcio. Sono un brasiliano atipico, no? Ma, diciamo, pensa un attimo alla tua squadra, no? Tu sei là... No, come si chiama dove giocano? Stadio. È anche in portoghese. Avrei potuto rischiare, no? Sei là negli stadio, no? E stai vedendo la tua squadra che corre verso il gol, no? E il numero 1 passa al numero 2, che passa al numero 1 di nuovo e vai toccando e tocca la palla. Gol! È così che fai? Come sarebbe il tuo comportamento lì davanti alla tua squadra? Gol! Gol! Hai visto? Hai visto? Gol! Questa sarebbe la nostra espressione di gioia, no? Allora noi arriviamo in chiesa e io domando: sei felice? Amen. Amen. E noi cantiamo loda il Signore con tutto il cuore. E voi cantate loda il Signore, loda. E sono in spirito. No, la Bibbia dice che noi siamo il popolo più felice della terra. La Bibbia dice che noi siamo il popolo più felice della terra. Perché? Perché noi abbiamo un destino, noi sappiamo dove andiamo, non siamo persi, no, noi abbiamo un destino. Io ci vado in cielo. Chi vuoi venire con me? Amen. Allora noi dobbiamo celebrare, no? La parola del Signore dice: grandi cose ha fatto il Signore, e noi siamo tristi, noi siamo tristissimi. No, la parola dice: grandi cose ci ha fatto il Signore, e noi siamo nella gioia. Noi siamo nella gioia. Allora guarda la persona che è a fianco a te e di così a lei: rallegrati nel Signore. Ti ripeto, rallegrati nel Signore. Rallegrati nel Signore. Ti ripeto, rallegrati nel Signore. Ci sono problemi? Sì che ce ne sono, e ce ne saranno ancora. Domani ce ne saranno altri, tu vincerai questi, ce ne saranno altri. Ma la nostra gioia è nel Signore. Noi viviamo per fede e non per vista. I nostri occhi sono nel Signore, e è verso di Lui che noi stiamo camminando, verso la gloria che ci aspetta, che Lui l'ha già conquistata nella croce. Non è per i nostri meriti, ma Lui ce l'ha data gratis. Noi crediamo e ce l'abbiamo, alleluia. E questo è motivo della nostra gioia, questo è motivo di celebrare. Wow, gloria a Gesù, ho vinto perché Lui ha vinto per me, alleluia. Rallegrati nel Signore, rallegrati nel Signore, rallegrati nel Signore. Amen. Allora facciamo una prova. Amen.
Vai. Ad una sola voce, nello stesso spirito, celebriamo davanti al Signore. Con forza, con gioia. Dì al tuo fratello: se tu respiri, loda il Signore. Se tu respiri, dai, girati, guarda negli occhi. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. O don nella valle e sulle montagne, sono sicuro, ho seduto. Lodo se sono solo. Vai. Finché io vivrò, così canterò. Se mi sento triste, ti loderò. Perché? Dichiara. Hai il controllo di tutto, lo so. La lode è un'arma, non solo sono. La lode è un grido che cateni il senso. Finché io vivrò, così canterò. Signore, se tu respiri, loda il Signore. 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 Alleluia! Applauda il Signore.
Forte, 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 forte. Alleluia. Alleluia, amen. Buongiorno a tutti, pace sia con voi, amen. Amen. In questo stesso spirito di lode, di adorazione, di gioia, di riconoscimento, di riconoscenza, io ti invito a prendere nelle tue mani la tua decima, la tua offerta. E oggi leggerò un brano diverso insieme a voi. Se volete aprire la vostra Bibbia nel Salmo 122. Stamattina, per chi è del gruppo della Chiesa, no, avevo messo lì il versetto 1. Chi conosce alcune differenze dei canti, no, dei salmi, noi abbiamo già parlato un po' di questo. Questo è un salmo, un canto di pellegrinaggio, mentre loro stavano andando verso la terra, no? E allora salendo. E allora la Bibbia dice così, no? Il salmista Davide dice così: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, ó Gerusalemme. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele per celebrare il nome del Signore. Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme, quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici io dirò, la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Noi non stiamo parlando della Gerusalemme che noi conosciamo lì in questo momento. Noi non stiamo parlando di politica. Noi stiamo camminando verso la nostra Gerusalemme. Ma mentre noi camminiamo, noi vogliamo il bene della casa del Signore. Quando noi parliamo di decime, quando noi parliamo di offerte, noi parliamo più di qualcosa che deve essere piantato. Ma non è solo seminato nel nostro cuore, deve essere piantato con le radici, deve avere forza, deve essere profondo. Mentre io cammino, mentre io salgo verso la mia meta, la mia Gerusalemme eterna, il mio Gesù Cristo, io voglio bene alla casa del Signore. Io prego per questo posto, io lavoro per questo posto, io contribuisco perché l'opera possa avanzare. Amen. Noi non contribuiamo perché l'opera ha bisogno, fratelli. Noi contribuiamo perché l'opera deve avanzare e noi vogliamo fare parte di questo. No? C'è una canzone, Daniel ha cantato insieme ai pastori della CCMI, noi ci siamo trovati in un incontro a gennaio, solo i pastori titolari, no? E abbiamo fatto un momento insieme, 2 giorni insieme di preghiera, di comunione. E Daniel si è ricordato di una canzone, no? E noi abbiamo cantato tanto lì insieme. Io non so... ok, è perché lui prendi come va bene la sua voce, no? Io non riesco. Ma che dice così: è un onore per me appartenere a te. È un onore per me servire te, no? Lodarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita. È un onore per me adorare te. La decima, l'offerta, fa parte di questo nel nostro cuore. Deve essere un onore per noi. No, noi parlavamo con una persona, io parlavo con una persona questa settimana e lei mi ha detto: io non vedo l'ora di poter fare quello che viene fatto a me e ad altri. È un onore per noi poter servire il Signore, poter contribuire nella sua casa. Noi settimana scorsa abbiamo già parlato di questo, che tutto qui costa, niente è gratis. Ogni 5 del mese c'è l'affitto, ci sono le bollette, ci sono le cose, ma noi non vogliamo che voi contribuiate perché questo posto ha un costo. Dentro del vostro cuore ci deve essere disciplina, ubbidienza, e ci deve essere onore. È un onore per me
servire in quest'opera, perché io voglio bene di questa casa finché io non arriverò alla mia Gerusalemme eterna. Amen? Amen. Allora in questo spirito io ti invito, no? A prendere la tua decima, la tua offerta in mano, noi consacreremo. Amen. Deia, tu puoi pregare? Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per l'onore di essere qui nella tua casa, nella nostra casa, perché è qui che troviamo te. Grazie perché ci sei sempre, grazie per la tua fedeltà, grazie perché ci ami, Signore, e perché sei la nostra speranza. Noi vogliamo in questo momento offertare a te e ringraziarti tramite le nostre decime, tutto quello che tu ci hai dato, Signore, che tutto è tuo. Tutto è per te, Signore, e abbiamo perché abbiamo te. Noi ti ringraziamo il nostro lavoro, noi ti ringraziamo perché noi abbiamo condizioni di avere una casa, di avere acqua, di avere cibo, di viaggiare, di fare vacanze, di comprare dei vestiti. Tutto quello che noi abbiamo, noi onoriamo te perché vieni da te e noi sappiamo di questo. Quindi benedici tutti noi, benedici ogni famiglia, ogni casa, ogni situazione finanziaria che tu conosci, Signore, che noi possiamo fidare totalmente di te, che non importa la circostanza, noi sappiamo che non ci mancherà mai nulla. Per quello ti chiedo che benedisca queste offerte, queste decime, ogni casa, ogni persona che offertano, Signore. Benedici quelli che non possono, che sono in difficoltà, quelli che sono magari senza lavoro. Noi chiediamo la tua benedizione, Signore. Noi sappiamo che tu sei il Dio dell'impossibile, di tutte le cose, e noi fidiamo tutto a te nel nome santo di Gesù Cristo. Amen. Amen. Potete venire qui davanti con gioia e vi sfido a cantare questa canzone, no? Insieme a noi. È un onore per me appartenere a te. È un onore per me appartenere a te. È un onore per me servire. È un onore per me servire te, mio Re. Lodate tutta la mia vita. Donate tutta la mia vita, servirti finché non sia finita. È un onore per me adorare te. È un onore per me appartenere a te. È un onore per me servire te, mio Re. Dati tutta la mia vita, servirti finché non sia finita. È un onore per me adorare te. È un onore per te. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Io volevo invitare qui la nostra sorella Michela. Oggi noi avremo una bellissima testimonianza da ascoltare. Per chi non conosce Michela, Michi è con noi già da più di 2 anni, che stiamo a quasi 4. No, un pochettino più. Sì. Allora da quasi 4 anni, Gesù. Sì. E Michela è una persona molto speciale, penso che per tutti noi. E settimana scorsa abbiamo gioito insieme di una testimonianza di ciò che Dio ha fatto nella sua vita, e lei vuole condividere con voi che siete la sua famiglia.
e mi ha detto: se tu vieni con me io ci parlo. Ho detto: allora stai tranquilla che io sarò lì. Sì, volevo invitare anche Pastore Jean-Claude qua, perché ci sono già io e Daniel, no? Volevo, Pastore, se puoi venire qua, perché vuole averci vicino a lei, no? Pace famiglia. Allora, io devo portare una testimonianza molto forte per me. Sono rimasta senza il mio compagno a giugno dell'anno scorso e da giugno ho perso anche il lavoro e tutto. Quindi sono rimasta sola. Ho dovuto tirarmi sulle maniche e ho pregato tanto. Ringraziavo il Signore e pregavo, ringraziavo il Signore e pregavo. A un certo punto, a novembre, un po' prima di novembre, ho parlato con il Signore e ho detto: tu Signore non mi hai fatto stupida, poco intelligente, tu mi hai fatto perfetta, come tutti. Quindi con la mia intelligenza ho cominciato a fare dei corsi. Sono durati fino a gennaio. 22 gennaio ho finito questo corso di Work Experience Receptionist. Era molto molto intenso, un full immersion di 8 ore tutti i giorni dal lunedì al venerdì e senza guadagnare. La società dove ho fatto il corso poi a fine marzo mi ha detto che aveva ricevuto un feedback da una villa veneta a Dolo, nella riviera di Dolo, e dove io potevo fare uno stage. E ovviamente anche questo è uno stage che mi viene remunerato dalla Regione Veneto, ma con pochissime entrate. E io ho accettato per 3 mesi, quindi ho iniziato il 2 aprile e mi sono presentata là. La parola come si dice, non mi obbliga, ma mi spinge ad aiutare il prossimo. Ha fatto questo colloquio, sono venuta a casa, mi ha detto: fra 2 giorni ti do una risposta. E dopo 2 giorni mi ha ricontattato la società, ha detto: ha accettato il mio stage. Sono andata il 2 aprile e dopo 2 ore che stavo lì ad imparare, lei mi ha guardato e mi ha detto: tu farai lo stage per 3 mesi e poi io ti assumo per 3 mesi e poi si vedrà. Allora io ho detto: come mai? Perché non mi conosci neanche da 2 ore, non sai come lavoro, non so niente. E lei mi ha risposto: tu hai detto, hai dichiarato che devi aiutare gli altri, e perché io non posso farlo? E questo per me è stato Dio. Cioè io ho portato la parola sua e ho confidato in Lui e Lui mi sta aiutando. E anche se ho tantissimi problemi, sono stata sostenuta dai pastori, da Jean-Claude, e lo sa bene dove, e sono stata sostenuta anche da 2 sorelle meravigliose che purtroppo non possono essere qui, e posso dire il nome, da Anna e Alba. E io ringrazio il Signore di aver incontrato questa famiglia, queste persone nella mia strada. E confidate e abbiate tanta certezza, perché non è più una speranza. Amen. Sì, volevo dire anche un'altra cosa, che la signora dell'albergo, della villa, mi ha dato come riposo la domenica senza che io lo chiedessi, perché lei ha detto: tu devi andare in culto. Grazie, grazie famiglia, grazie. Alleluia, alleluia. Amen. A volte noi pensiamo che il Signore ascolta soltanto le preghiere di quelli grossissimi, quei problemi grossi.
No, il Signore ci dà le piccole cose di cui noi abbiamo bisogno. E questo è per farvi vedere, come noi diciamo qua, e non è un scherzo, la preghiera funziona. La preghiera funziona. Tu puoi ripetere questo con me? La preghiera funziona. Parla il tuo nome. Daniel, la preghiera funziona. Parla a te stesso. Daniel, la preghiera funziona. Noi dobbiamo essere convinti di questo, no? Perché quando noi avremo i nostri problemi, al posto di stare lì e cercare di sistemare i problemi, noi possiamo correre da Gesù e la fatica sarà molto più piccola. Amen. Alleluia. No, settimana. Però tu sei brava, no, a riassumere le cose. Perché abbiamo parlato mezz'ora di cosa qua 5 minuti, gloria a Dio, no? Guarda, una brava oratrice, no? Prendiamo nota. Gloria a Dio per questo. Dio è buono. Ci sono dei momenti che sembra che non riusciamo a vedere la sua bontà, ma Lui continua ad essere buono. E io volevo velocemente prendere passaggio in questo momento, visto che siete già seduti, e dire a voi donne, no? E anche uomini, famiglie che vogliono partecipare, le nostre iscrizioni del convegno, della conferenza finiscono domani, ok? Noi siamo già, per la gloria di Dio, in tante persone, siamo più di 200, posso sentire gloria a Dio, amen. Abbiamo persone che vengono dalla Svizzera, dal Brasile, dall'Italia, dal sud Italia, dal nord Italia, dal centro Italia. Abbiamo persone che vengono da tante parti, se non mi sbaglio dalla Spagna, dal nord della Svizzera, dal sud da tutti i cantoni della Svizzera, no? E gloria a Dio per questo, che Dio sia lodato, perché questa conferenza sta raggiungendo le persone che hanno questo desiderio. Io volevo però dire che se tu non ti sei ancora iscritta, finisce domani. Se tu hai problemi economici o qualsiasi tipo di problema che noi possiamo parlare e venire incontro, io sarò qui dopo il culto con Nicola, ok? Alza la mano, quel uomo meraviglioso che ci aiuta tantissimo, mi aiuta tantissimo, lui e Tatiana che è lì di Milano. Loro sono la testa pensante, no? Io verso i miei sogni, loro dicono questo sì, questo no, questo sì, questo no. E allora noi saremo lì, vogliamo parlare con voi, ci sono ancora posti nel pullman che partirà, ci sarà un pullman che partirà da qua, della chiesa, davanti alla chiesa, no? Quindi tutti andranno insieme, probabilmente partiremo alle 10 di mattina, perché è quello che è stato l'anno scorso, sì? Ok, dopo vediamo, cioè 10, per le 10, 11, così sarete lì un po' a metà pomeriggio, così potete anche godere dell'albergo. Però voglio dire, voi che siete già venuti e che quest'anno magari non riuscite o c'è qualche cosa, venite a parlare con noi. Noi non vogliamo che nessuno rimanga indietro per mancanza di possibilità. Io non ho soldi da dire vieni che ti pago io, però ho tanti modi che noi, no Nicola, possiamo aiutarvi ad agevolare questa situazione. Anche tu che non sei mai venuta, fai un passo di fede. Fai un passo di fede, io lo so che Dio ti benedirà, perché Lui non ha mai mancato. Non c'è stata mai una conferenza che noi siamo andati e che siamo tornati e abbiamo detto Dio non c'era, Dio non ci ha parlati, noi non siamo stati toccati. No, e io sono sicura che Lui ci sarà, perché Lui conosce il nostro cuore e sa che questo lo facciamo in ubbidienza per la sua gloria. Amen? Amen. Allora io volevo anche, per invogliarvi, noi vogliamo insegnarvi una nuova canzone oggi, no? Amen? Amen. Allora, quando ho ricevuto questo tema, è stata una cosa molto interessante. A questo punto pregavo al Signore se era il momento di smettere, no? Di passare, diciamo, il testimone a un'altra persona per svariati motivi.
E mi ricordo che Nicola era lì, guarda che dobbiamo firmare il contratto, E Daniel diceva, se il Signore non ti ha detto chiaro di no, non puoi mollare. E così via, no? E a un certo punto io stavo venendo in chiesa una domenica mattina e da casa mia qua sono un quarto d'ora, 20 minuti in macchina. E io mi ricordo che io guardavo la strada e ho detto, Signore, io devo prendere una decisione, ma tu non parli con me, perché sì, qua voi pensate che perché noi siamo pastori il Signore parla tutti i giorni, noi sappiamo tutte le cose, no. E io ho chiesto a Lui, tu non parli con me. E allora io stavamo camminando, io guardavo fuori ed è iniziato a venire nel mio cuore, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei nessun male perché tu sei con me. E allora da lì Dio ha iniziato. Tutto quello che era un'ombra oggi è realtà, no? Noi non viviamo più nell'ombra di nessuno, non possiamo più essere più l'ombra di nessuno. E quando io sono arrivata in chiesa, in questo tragitto, io avevo già il tema, avevo già tutto quello che Dio aveva messo. Ma c'era Filippo, anche lì, non so se manca qualcuno nel giorno che abbiamo fatto. Kelly c'era, anche Kelly è in Brasile. Tutto il gruppo di Lode si è riunito, no? E noi abbiamo fatto questa canzone, no? Questa canzone dice che da un'ombra di speranza io sto arrivando alla vita nella grazia, non più paure, la tua verità mi guida, no? Io cammino nella luce, la tua grazia mi rivesti, non più catene, no? È proprio una canzone rivolta al Signore, ma di liberazione nella nostra vita e di voglia di vivere qualcosa di nuovo, perché noi non siamo più un'ombra di speranza, non abbiamo più nessuna cosa che rappresenta speranza nella nostra vita. Noi viviamo Cristo, noi celebriamo Cristo. E allora volevo invitarvi ad alzarvi, a imparare la canzone e dopo la fine del culto, donne, venite a parlare con noi, non rimaniate a casa, venite, no? Guarda, ci sono aerei dalla Sicilia che vanno dritto a Pisa, no? Leo, chiama la mamma, no? Patrizia, Mariana, no? Noi abbiamo sorelle che stanno andando da Catania, no? Prendono l'aereo, li prenderemo a Pisa, no? E saranno lì con noi perché tutti vogliono partecipare a questo evento. E io vi dico la verità, io amo tutte le donne dell'Italia, il Signore mi ha dato questo compito, amo le chiese, è un convegno interdenominazionale, noi abbiamo tante denominazioni, abbiamo pastori che stanno portando 10, 15 pecore loro che non sono mai venute. Solo velocemente un'altra esperienza, una pastora mi ha chiamato e mi ha detto, pastore, io posso venire? Sai, perché una mia pecora è venuta da sola l'anno scorso e lei è cambiata così tanto, sta così bene che io voglio capire cosa fate lì, no? E io ho detto, guarda, noi non facciamo niente, è il Signore che fa. No, perché io ho preso tutte le donne della leadership della mia chiesa e veniamo tutti adesso, no? E io ho detto, gloria a Dio, gloria a te, Signore, no? Perché è Lui che fa, non siamo noi. Però voi siete le mie donne. Non so se mi capite, Venezia è la mia casa, le ragazze di Venezia sono le mie sorelle, le mie figlie, la mia famiglia e io voglio avervi con me. Allora se c'è qualcosa che vi sta impedendo, venite a parlare con noi, ok? Amen? Amen. Alziamoci e cantiamo. Io non so se posso cantare perché non ho fatto la prova.
Amen. Abbiamo imparato tutti quanti? Allora imparate, cantate a casa, no? E io so che sarà una benedizione lì. Come Mariana ha detto, fate un passo di fede, venite a parlare con noi, fate la vostra iscrizione. Noi cerchiamo di agevolare al massimo possibile, in modo che tutti voi possiate essere lì, perché io so che sarà una bellissima esperienza. Amen. Applaudiamo il Signore ancora una volta. Potete accomodarvi per favore. Amen. Gloria a Dio. Sei felice? Non vedo tanta convinzione. Sei felice? Amen. Con gioia. Amen. Alzate le vostre mani. Preghiamo per Marco che il Signore possa usarlo con autorità e potenza per benedire la nostra vita. Amen. Caro Padre, noi ti ringraziamo, Signore, per questi momenti meravigliosi. Tu sei qui in mezzo a noi, non c'è dubbio di questo, Signore. Sentiamo la tua presenza, Signore, sentiamo il tuo tocco, il tuo Spirito Santo cammina in mezzo a noi, alleluia. E noi ti chiediamo, Spirito Santo, continua a camminare, a parlare ai nostri cuori, usa la vita di Marco che ci porterà la parola oggi, parla attraverso di lui, usa lui con autorità e potenza, perché noi vogliamo essere toccati, noi vogliamo essere confrontati, noi vogliamo essere cambiati, lavati dalla tua parola. Allora parlaci, Signore, parlaci potentemente in modo che questo possa cambiare la nostra vita. Usa il tuo figliolo, Signore, per la gloria e per l'onore del tuo nome. Amen. Pace Chiesa, come state? Solo? Meravigliosamente direi, no? Amen. Pace anche a voi che ci seguite da casa, che non siete potuti venire. Sappiate che ci mancate sempre, ma noi preghiamo per voi. Questa parola è anche per voi, che la vedete dal vivo o che la vediate dopo. Sarà comunque di benedizione. È un onore e un privilegio essere qui e parlare a voi il messaggio che il Signore ha dato al mio cuore. È un messaggio che sta nel mio cuore da molto tempo e penso che anche nel vostro. Adesso quando vi dirò l'argomento sono sicuro che sta sin dall'inizio nei vostri cuori. Perché oggi parleremo di tempesta. Il credente passa di tempesta in tempesta, non serve chiamarle, no? Di solito si passa da una tempesta alla gloria, tempesta, gloria. È una cosa abbastanza normale nelle nostre vite. Infatti è stata una settimana veramente difficile per prepararla. Ho avuto lo stomaco veramente contratto, ricordando anche tutte le tempeste che ho passato e che passerò e che passeremo. Però abbiamo un Dio vicino a noi che combatte con noi e per noi. Amen. Non dobbiamo mai scoraggiarci. Perché Paolo anche ha detto tutto. Naturalmente qualcuno si sentirà col dito puntato, ma io non sto guardando nessuno, non conosco le crisi e le storie di nessuno, ma conosco le mie, perciò più che altro sto puntando il dito su di me. So le mie tempeste, so le mie mancanze, i miei fallimenti, so dove ho sbagliato, so dove mi sono già venuto e so che il Signore mi ha perdonato. Amen. Allora se per cortesia, anzi prima vi dirò una cosa, ho un brutto approccio. Quando sento che qualcuno ha un momento di crisi, una tempesta, io sono molto biblico e andrei lì ed esulterei. Direi gloria a Dio, fratello, sei nella tempesta, è
meraviglioso, lo so che non è molto sensibile, non è una cosa facile, infatti per questo non lo faccio, però è così che il Signore esultare, bisogna esultare anche nei momenti difficili, perché per come entreremo non saremo quelli che poi usciremo, saremo diversi, saremo trasformati, saremo migliori, però dobbiamo capire quale tempesta stiamo affrontando. La mia complice può mettere Giona 1, apriamo in Giona capitolo 1, partiamo da questa tempesta. Giona si trova quasi vicino al Nuovo Testamento, è uno degli ultimi profeti minori, non minori perché sia minore di importanza, ma minore diciamo perché ha scritto meno rispetto agli altri. Questa è la differenza fra profeti minori e maggiori. Scusate se faccio l'insegnante anche qui. Partiamo dal versetto 3 e leggeremo un pochino. Lo leggiamo tutti insieme così ci aiutiamo. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsi, lungi dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsi. Tutti insieme, pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quel della nave a Tarsi, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, sì che la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e ognuno gridò al suo Dio e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, s'era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Poi dissero l'uno all'altro: venite, tiriamo a sorte per sapere a chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: dici dunque, a cagione di chi ci capita questa disgrazia? Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese? E a che popolo appartieni? Egli rispose loro: sono ebreo e temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terra. Allora quegli uomini furono presi da grande che io so che questa forte tempesta vi piomba addosso per cagion mia. Non di meno, quegli uomini davan forte nei remi per ripigliar terra, ma non potevano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all'Eterno e dissero: Deh, o Eterno, non lasciar che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo e non ci mettere addosso del sangue innocente, poiché tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è piaciuto. Poi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Signore Gesù, chiediamo il tuo favore, la tua grazia, Signore, perché questa è la tua parola, Signore, e vogliamo che questa parola faccia il suo effetto, Signore, che sia quella lama che taglia spirito e anima, Signore. Signore, usami come benedizione. Usa questa parola per una trasformazione, per un ravvedimento, Signore, per
per donare il tuo cuore a te, Signore. Prego così in nome di Gesù. Amen. Bene, torniamo ai 2 versetti che non abbiamo letto e vi dico che Giona era stato mandato dal Signore a Ninive per portare a loro una parola di ravvedimento. Ma a Giona il proposito del Signore non piaceva. Non gli andava di andare in mezzo a quel popolo che per secondo lui non meritava una parola di ravvedimento. E allora ha risolto fuggendo. Però io vorrei che voi adesso in questo momento non prendeste Giona come il personaggio principale della storia. Io vorrei che voi vi impersonificasse nel capitano della nave. Il capitano della nave siete voi e la nave è la vostra vita. Che cosa ha fatto il capitano della nave? Ha venduto il biglietto. A chi? A Giona, a uno sconosciuto. Non ha fatto nessuna domanda. Da dove vieni? Dove vai? Perché ti imbarchi? Qual è la tua vita? Lui, per una proposta, ha venduto il biglietto della nave a uno sconosciuto. E tu? A chi hai venduto il biglietto della tua vita? Tutte le persone che entrano nella tua vita, le conosci? Sono tutte nel proposito del Signore? Perché quella tempesta che stai vivendo può essere non a causa tua, ma a causa di un Giona che è entrato nella tua vita. E questo può essere un qualcuno o può essere anche un qualcosa. E sapete dove è andato a finire quel Giona nella vostra vita? Sotto, nascosto, in fondo alla nave, nell'umido, nell'ombra. E quella tempesta viene, ve lo dico subito, non per castigare. Non è una tempesta di castigo, è una tempesta che vuole dialogare con il capitano della nave. La tempesta che viene nella vostra vita è Dio che vuole parlare con voi. C'è qualcosa che non va, qualcosa che abbiamo fatto entrare nella nostra vita senza che sia a proposito di Dio. Un'amicizia che sappiamo che non va bene. Un lavoro che abbiamo accettato perché ci davano 100 euro in più. E non è quello il proposito del Signore, magari. Dobbiamo stare attenti a cosa facciamo entrare nelle nostre vite. Dobbiamo pregare anche per un'amicizia, sì, anche per un'amicizia. Dobbiamo stare attenti a cosa può portare a fondo, a sfasciarsi la nostra nave. Perché dopo cosa succede? Leggete qua, guardate, ricordate. Tutti ebbero paura, è certo, perché quando arriva una tempesta la prima cosa che facciamo è farci prendere dal panico. Quando siamo in crisi, vi dico io cosa succede, diventiamo tutti atei al primo momento, nessuno pensa a pregare. Pensiamo solo di usare la nostra forza, la nostra mente per risolvere il problema. E infatti i marinai invocarono i loro dii, che non esistono. Perciò è come se noi cominciassimo a pensare come risolvo questo problema. Ma il problema è che noi non sappiamo qual è il problema in quel momento. Noi vediamo solo la tempesta e come capitano della nave noi pensiamo che la cosa giusta da fare è alleggerire il carico per portare la nave avanti. E allora prendo tutte le cose preziose che ho, il carico, e lo butto a mare. Butto a mare la famiglia, butto a mare il lavoro, butto a mare quell'amicizia che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E c'è bisogno che io faccia tutto questo? No, non c'è bisogno. Però in un momento di crisi butto a mare le cose importanti e Giona rimane lì. La disobbedienza rimane lì.
quel problema rimane lì nel fondo della mia barca, della mia vita. Certe volte vediamo i nemici in quelli che non sono e ci liberiamo di cose che non avremmo bisogno di liberarci. Non abbiamo bisogno di buttare il carico a mare. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di invocarlo, abbiamo bisogno di chiudere gli occhi e mettere i ginocchi a terra. Questa è l'unica maniera per capire chi è o cos'è quel Giona nella nostra vita. Possono essere anche dei traumi che abbiamo avuto in scuola, abbiamo subito del bullismo, abbiamo delle amarezze da un'amicizia, un lutto. Sono tante le cose. Dobbiamo trattare le cose della nostra vita, capire chi è il Giona che ci porta a fondo, prima di rovinarne delle altre. Perché certe volte, lo posso dire, magari arrivi a casa dopo il lavoro, frustrato dal lavoro, e magari è quello il mio Giona, e comincio a prendermela con i bambini, non ho un attimo di pazienza, rispondo male a mia moglie, faccio presto a distruggere un matrimonio, non ci vuole molto. E così ho buttato il carico della mia nave in acqua per alleggerire, ma il mio problema è il lavoro e sono ancora lì. Quello è il mio Giona. Avete visto, hanno individuato chi è, qual è il problema, ma il problema non se ne va da solo. Il problema dovete caricarlo voi e buttarlo in acqua. Dobbiamo caricarlo noi e gettarlo in acqua. Quello dobbiamo fare. Dobbiamo smettere magari con un'amicizia che sappiamo che non va bene, che ci porta in un luogo che non dovremmo frequentare. Dovremmo smettere di pensare che certe volte un bicchiere di vino in più non fa nulla. Dobbiamo stare attenti ai nostri comportamenti, dobbiamo stare attenti a quello che frequentiamo e ricordarci di essere irreprensibili nel proposito del Signore. Amen. E però c'è un problema. Io so che al credente piace lamentarsi, piace molto farsi compiangere. Allora vi dirò che nel momento in cui vi fate compiangere, passate da una tempesta al deserto. Fate un passo indietro. Siete già nella terra promessa. Siete stati battezzati. Gesù vi ha salvato. Vi ha portato già nella terra promessa. Non lamentatevi. Non fate l'errore di passare, di ritornare indietro, di ritornare nel deserto e magari di ricordare, oh, com'era bello in Egitto col faraone. Ah, come stavo bene quando non avevo, sembra che non avessi problemi. Il Signore vi ha tirato via da lì. E vi ricordo che ha combattuto per voi. Le 10 piaghe che sono andate sull'Egitto è stata la sua dimostrazione di forza. Ha distrutto tutti gli idoli, perché se pensate bene, la morte degli animali è stato distruggere Apsis, il dio toro degli animali. La febbre e le ulcere ha distrutto il dio Isis della cura. La pioggia e le pietre di fuoco, il dio Shu dell'atmosfera, il Nut del firmamento. Non esiste nessuno che possa competere con il nostro Dio. E quel Dio ti ha preso, ti ha salvato e ti ha già portato nella terra promessa. Non lamentarti se c'è una piccola tempesta nella tua vita. Affrontala, esulta perché ne uscirai non da vittima, ne uscirai forte, ne uscirai trasformato. Se guardiamo adesso invece Giona,
non era un castigo per lui la tempesta. Pensate che Dio avesse bisogno di Giona per andare a mandare qualcuno a Ninive? Dio non ha bisogno di Giona per mandare qualcuno a Ninive. Ma Dio ama Giona. Dio ama ognuno di noi. Ricordatevi sempre che se c'è qualcuno che ci ama più di qualcun altro, è Dio. È Gesù nelle nostre vite. E Dio ama Giona. E ha fatto questo, ripeto, non per punizione, ma per trasformarlo, per trasformare il suo cuore, per farlo ravvedere, per portarlo poi a Ninive, a portare la sua parola e a comprendere che chiunque ha bisogno di ravvedimento, chiunque ha bisogno di una buona parola, anche chi pensate che non ne sia degno. E chi siamo noi per giudicare? Chi era Giona per giudicare le persone di Ninive? Nessuno. Perciò quella tempesta ha parlato sia al capitano sia ai marinai che a Giona. C'è un'altra tempesta e passeremo al Nuovo Testamento con Marco 4 al versetto 35. E guarderemo solo questo versetto qui, ce lo teniamo qui, buono, perché dice così: in quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. Sapete poi cos'è successo? Gesù era stanco, aveva predicato e si mise in barca a riposare. Mentre stavano passando all'altra riva, è arrivato un gran vento. Io non so se voi siete stati in barca, ma io vi sfido a dormire in barca con le onde che sbattono di qua e di là. Secondo me Gesù era così, con un occhio aperto e uno chiuso, che aspettava solo il momento giusto, che qualcuno gli dicesse: Gesù, aiuta, ma non vedi che cosa sta succedendo? Qua moriamo tutti e tu stai lì dormendo. Signore, era lì così. È così, è così. È così, è così anche con noi, no? Gesù ti dà un proposito. Ti dice: passiamo all'altra riva. Un po' di vento, qualche onda, e dici: no, mi sono sbagliato, non era quello il proposito. Aspetta che faccio 2 passi indietro. È così o non è così? Certe volte le tempeste ti fanno ricredere delle promesse del Signore. Pensaci. C'è qualcosa che può farti ricredere dalle promesse del Signore? Se Gesù ha detto passiamo all'altra riva, passiamo all'altra riva. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. È inutile stare lì a dire. E lui dice: ma avete così poca fede? Che cosa significa? Che quello che ha fatto lui si è alzato e ha detto: shh, calmati tempesta, voglio una piscina qua. Potevamo farlo anche noi. Questo significa. Che cosa ci fa imparare questa tempesta? Questa tempesta ci mostra chi Egli è e chi noi siamo in Lui. Quando prendiamo un proposito dal Signore, quando siamo in Lui, niente può muoverci. Shh, cala bocca, silenzio. È semplice. Prendi posizione. Dobbiamo vivere più per fede che con gli occhi, che con la mente. Dobbiamo vivere di fede. Ha detto passiamo all'altra riva, e passa all'altra riva. Sarà difficile, sì, daremo 2 bracciate in più, 2 colpi di remo in più, ma quella è la riva che ci ha chiamato Gesù a andare e noi andremo lì. Amen.
È questo lo spirito che vogliamo. Questo è un altro tipo di tempesta. Quella di prima voleva dialogare con noi e questa invece vuole dimostrare chi è Lui e chi siamo noi in Lui. Amen. Abbiamo una terza tempesta. Andiamo a vederla? Ce l'abbiamo in Matteo 14, 29. E ci teniamo solo questo versetto di riferimento. Perché egli disse: vieni. E Pietro smontato dalla barca. Io so che voi conoscete benissimo anche questa tempesta. Questo momento in cui Gesù manda tutti sulla barca e dite andate di là. E loro si guardano e dicono: ma l'altra volta ha detto passiamo insieme, questa volta ha detto andate. Questa non è buona, non è venuto con noi stavolta. Non è vero, è sempre con noi. È sempre con noi. Infatti li ha raggiunti camminando sulle acque. E questa è un'altra situazione ancora diversa. In questa situazione, che cosa vuole Gesù da noi? Gesù vuole vedere se siamo pronti allo straordinario, se vogliamo affrontare lo straordinario con Lui. In un gruppo di persone, 12, dentro alla barca, solo uno ha chiesto: posso venire là fuori? E camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma solo uno. Perché? Perché quando vediamo la tempesta, anche se c'è Gesù certe volte, noi vogliamo vivere il miracolo dove? All'interno della barca. Vogliamo avere un luogo sicuro. Qual è il passo di fede in un luogo sicuro? Ascoltatemi, ha un controsenso. Un passo di fede al chiuso della barca mentre fuori c'è la tempesta. Gesù richiede anche questo, ma non lo richiede per lui, perché lui già stava entrando in barca. Lui non avrebbe avuto problemi, la sua idea era di arrivare da loro ed entrare in barca. Ma c'è chi vuole vivere lo straordinario con il Signore. Vieni, avanti, fuori dalla barca, cammina. E lì Pietro però ha avuto un'esitazione. Ha distolto lo sguardo da Gesù e l'ha messo nelle circostanze. Quante volte noi facciamo questo errore e nelle circostanze avverse, pur guardando Gesù, pur stando inginocchiati a pregare, pensiamo che le circostanze possano sfasciare la nostra barca, possano farci affondare, quando basterebbe riportare gli occhi su Gesù. Viviamo lo straordinario. Ma per vivere lo straordinario, lui prima ha detto coraggio. Ci vuole coraggio di fede. Dobbiamo essere pronti a fare il passo fuori dalla barca, perché è solo lì che vivremo lo straordinario con Gesù. È solo lì che possiamo fare della tempesta 2 goccioline d'acqua, perché non le sentiremo, non le vedremo, non le percepiremo. Con Gesù al nostro fianco, ogni tempesta è una pioggia estiva. Amen. Siete pronti a vivere lo straordinario del Signore con la prossima tempesta? Nella vostra vita, nella nostra vita. Perché poi continueremo a vivere di tempesta in tempesta nella nostra vita.
Non c'è altra soluzione. Terrete tribolazioni, abbiate buon animo. Nelle difficoltà abbiate pace, quella pace che nessuno può capire, nessuno che non ha Gesù può capire. Noi sì che la capiamo, quando abbiamo Gesù abbiamo pace, anche nella tempesta, anche nelle tribolazioni, e per quello gridiamo, alleluia, sono nella tempesta, ne uscirò ancora più forte, amen. È questo che vogliamo, non farci abbattere, ma uscire ancora più forti, migliorati, trasformati, perché questa, posso dirvelo, non è la versione migliore di me. Questa non è la versione migliore di me. Domani sarà già migliore, fra 2 o 3 giorni ancora migliore. Non sto diventando superbo, è solo per dire, mi trasformerò ogni giorno di più, spero, in Gesù. Almeno io lo ricerco. Perciò questa non è la versione migliore di noi. E le tempeste che avremo nella nostra vita affretteranno quel processo. Ci renderanno migliori, ci trasformeranno, ci faranno capire cose che non avevamo capito prima e che non riusciremo a capire. Sono necessarie le tempeste nella nostra vita. Vediamo l'ultima tempesta che abbiamo nel Nuovo Testamento ed è in Atti 27, ci prendiamo solamente il versetto 10. Che forte che è la mia complice. Grazie Vittoria. In Atti 27, 10 dice così: uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno, non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone. Vi do una buona e una cattiva notizia. Quale volete prima? La cattiva. La cattiva sempre. La cattiva notizia è che in questo caso la nave si sfascerà. Non sempre riusciremo a salvare il salvabile. Purtroppo matrimoni si romperanno, società falliranno con soci. Esiste anche questo, però ti do la buona notizia. La nostra vita è sempre salva e possiamo continuare. Amen. Marito e moglie vivranno altre vite. Però c'è sempre qualcosa che il Signore tenta sempre di avvertirci. Questa tempesta in cui la barca si sfascia, il Signore ha avvertito non montarci sopra. Quella è stata una decisione nostra, entrare in un proposito, anzi, entrare in una proposta. E purtroppo lì, sai, il Signore ci parla, ci avverte. Ma noi certe volte siamo testardi. A Venezia si dice di legno. E continuiamo a credere certe volte che le nostre idee sono migliori di quelle che ha il Signore per noi. O almeno noi vogliamo pensare come Giona, che quella cosa non mi va bene, perciò non la faccio e vado avanti per la mia strada. Ma il Signore ci ha avvertito. Questa tempesta farà in modo che qualcosa si sfasci, ma l'hai scelto tu di imbarcarti. Io te l'avevo detto, la tua vita è salva, ma quello in cui ti sei imbarcato no. E io mi rendo conto che sia brutto dirlo, parlare magari di matrimoni, parlare di società, però anche lì dobbiamo pregare, dobbiamo creare, perché creare una famiglia
non è trovare una persona con cui si va d'accordo e provare a fare una famiglia. Ci sono tante cose a cui dobbiamo parlare, progettare insieme, avere una visione insieme. Dopo i problemi succedono nella vita. Sono 19 anni che sono sposato. La parola divorzio l'ho già sentita nella mia vita. Non posso dire di no, ci sono tante tempeste nella mia vita. Eppure mia moglie mi tiene ancora. Perché ci sono state altre tempeste che mi hanno cambiato il mio comportamento, che magari era sbagliato. E perciò quella parola divorzio è stata la mia crisi. Però io con mia moglie sapevo che avevamo uno stesso obiettivo, stavamo costruendo la stessa cosa. Perciò entro di tempesta in tempesta, ma la mia barca sono sicuro che non si sfascerà, perché il mio matrimonio è nel proposito del Signore. Amen. E anche le vostre cose che avete affidato al Signore sono nel suo proposito. Attenzione a quello che non avete affidato al Signore. Ricordo, chiudere gli occhi e abbassare le ginocchia a terra. In tutte le cose, prima, durante e dopo. Non esiste il momento giusto, è sempre il momento giusto. Non possiamo aspettare che le cose succedano per tentare di rimediare. Dobbiamo cominciare subito a pregare per i propositi del Signore. Ah, Signore, mi hanno proposto questa cosa. Che dici? Ci stai? Vieni con me? È nel tuo proposito? La facciamo insieme? Se dice di sì, è sì. Se dice di no, è una tua scelta. Sarà una tua tempesta. Vedremo come andrà a finire, ma può darsi anche che si sfasci la nave. La tua vita sarà salva, ma la nave si sfascerà. Vi sto facendo riflettere. Il Signore vi sta confrontando con qualcosa che avete. Beh, allora vi dico amen e alleluia, perché è così che deve essere. Deve essere una parola, una predica, deve essere di confronto. Non dovrete andare fuori di qui proprio Allora abbiamo visto 4 tempeste e io vorrei mostrarvi una che non è una tempesta vera e propria, però ci dà l'idea di qual è l'attitudine e il comportamento che dobbiamo tenere. Non l'ho detta a Vittoria, ma in Genesi 6, da Genesi 6 si parla del diluvio di Noè. Da Genesi 6 al capitolo 9. E in quella che non è una tempesta, ma è proprio un diluvio, è qualcosa di dichiarato dal Signore, è un'intenzione del Signore. Vedo qual è, io ho tirato fuori dei punti che probabilmente ci aiuteranno, almeno a me hanno aiutato nei momenti di tempesta. Innanzitutto, bisogna essere, diciamo com'è quel diluvio, giusto per darvi un panno di fondo per capire. Noè era una persona giusta, corretta agli occhi del Signore. E tutto il resto attorno a lui era corrotto e violento. Perciò il Signore ha deciso di distruggere tutto quello che non andava bene e di ricominciare da Noè. Perciò noi siamo discendenti di Noè, diretti. Ma questa è un'altra cosa, guarderete la genealogia sulla Bibbia. E così ha detto a Noè di preparare un'arca, che sarebbe una grande nave. Naturalmente il Signore non è solo,
l'artefice del creato, ma è anche un falegname, un carpentiere, un ingegnere, un idraulico, conosce tutto, perciò gli ha dato misure precise di come doveva essere fatta questa nave per sorreggere e per mantenersi durante il diluvio. E gli ha dato degli animali a coppie di 2 a 2 da tenere con lui per poi ricreare la fauna terrestre. Bene, il diluvio è durato 40 giorni, ma il Signore si è dimenticato che aveva messo Noè dentro a una barca che stava andando per tutto il mondo. Perché il Signore si è dimenticato di Noè? Perché Noè non si è lamentato. Dio l'ha messo dentro a quella barca, gli ha detto ci sarà un diluvio, non gli ha detto quanto durerà il diluvio. Ha durato 40 giorni e 40 notti. E voi direte, ed è finita lì? No. Ci sono voluti altri 10 mesi perché l'acqua scendesse. Ok? Ma in quei 40 giorni Dio non ha sentito Noè lamentarsi e per quella ragione se n'è dimenticato. Molto semplicemente. Talmente buono e tranquillo, sicuro, se ne stava nella sua arca, costruita secondo i dettami del Signore, che non aveva bisogno di lamentarsi. Non abbiamo bisogno di lamentarci. Siamo nella terra promessa, siamo dentro un'arca creata dal Signore. Noi non dobbiamo lamentarci. E il secondo punto è sii obbediente. Perché Noè lo è stato. Noè ha seguito per filo e per segno quello che gli ha chiesto il Signore di fare. Essere obbediente, attenzione, non è che ti rende immune dall'ira del Signore, ma essere obbediente è benedizione. Noi non dobbiamo essere obbedienti per paura che il Signore si rivolti contro di noi. Noi dobbiamo essere obbedienti perché c'è benedizione nell'obbedienza. Ogni obbedienza al Signore ha una benedizione. La conoscete la legge del dare e dell'avere? È questa. Sii obbediente e sarai benedetto. Amen. Terzo punto. Dio vuole la famiglia unita. Noè non è entrato da solo nell'arca e non è entrato da solo con sua moglie, ma anche con i figli e anche con le nuore. Perciò suocere, mi raccomando, no, non era questo il messaggio, è venuto estemporaneo, ma la famiglia è stata creata da Dio, è la visione di Dio per noi. E noi dobbiamo prenderci cura della famiglia, proprio perché attraverso la famiglia noi comprenderemo un po' di più l'amore di Dio, l'amore del Padre. Ogni tipo di amore che c'è nella famiglia è l'amore che esprime. E perciò Dio vuole che noi teniamo a questa sua visione. Quarto punto, Dio ti dà delle cose di cui devi tenere cura nella vita. A Noè ha dato degli animali, a te ha dato altre cose. Cosa ti ha dato? Moglie, famiglia, un'amicizia, un lavoro, un ministero, un genitore da curare. Qualsiasi cosa va fatta con un animo verso Dio, con riconoscenza verso Dio, perché ogni cosa che ci è data
è qualcosa di cui dobbiamo tenere cura. Cura come se fosse determinante. Perché non ditemi che portare degli animali dentro all'arca era determinante per rifare la fauna della terra. A Dio sarebbe bastato dire: mucca, vieni, e avrebbe ricreato tutto. Ma ha dato a Noè da tener cura delle sue cose. Molte cose ci ha dato Dio da tenere cura. Forse solo oggi ce ne rendiamo conto. Sono cose che ci ha affidato, non sono cose nostre, sono cose che Lui ci ha dato. Le rivuole indietro dopo, o almeno quando andremo lassù vorrà che gli renderemo conto di come li abbiamo tenute in cura, di come abbiamo curato i figli che ci ha dato, di come li abbiamo cresciuti, di come abbiamo tenuto il ministero, di come abbiamo parlato con quel fratello che era in crisi nella tempesta e gli siamo stati vicini. Dio ci dà delle cose da tener cura. Occhi aperti, cuore aperto, discernimento e tanto amore. Non serve altro che tanto amore. È semplice la ricetta, tanto amore. Sesto punto: quando Dio chiude la porta, non c'è diluvio che tenga. Non dobbiamo aver paura di nulla. E settimo punto: appena aperta la porta, Noè rese grazie a Dio. Siate grati per ogni cosa, per l'acqua, per il sole, per la tempesta, per i tempi buoni e per i tempi cattivi. Siate grati per tutto. Noè la prima cosa che ha fatto ha messo su un altare e ha fatto un sacrificio per ringraziare il Signore. Noi possiamo adorare il Signore con tutti noi stessi, con il nostro comportamento, tenendo bene il nostro corpo. Questo è il modo che possiamo ringraziare il Signore. Che Dio sia lodato. E mettiamo l'ultimo versetto così, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Quel mare, causa di tempesta nella vita che abbiamo qui, non ci sarà più lì. Non ci saranno più tempeste. Saremo con Lui. Amen. Che Dio vi benedica. Fratelli, fate come ha detto Paolo, profetizzate, nel senso che portare una parola di incoraggiamento, di edificazione, di consolazione. Profetizzare non significa farti i profeti, attenzione, non dovete portare parole di conoscenza o inventarvi cose incredibili. Profetizzate nella vita delle persone che sono nelle tempeste. Siate di consolazione, siate di sostegno e ricordategli che abbiamo un Dio che è onnipotente, che è onnipresente, che è onnisciente, che sa tutte le cose e che ci ama più di chiunque altro. Mia moglie mi ama, sì, ma il mio Dio mi ama di più. Amen. Che Dio vi benedica ancora. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi un attimo. Siamo mezzogiorno precisi, ma io vorrei occupare ancora altri 10 minuti da voi.
io voglio chiedervi di pregare per la persona che è a fianco a te, no? Magari per sbaglio abbiamo venduto, viviamo una di queste situazioni, no? E allora noi pregheremo l'uno per l'altro, no? Facciamo gruppetti di 4, di 5 lì, no? Dai, muovetevi, facciamo dei gruppetti, discutiamo un minuto su questa cosa avete imparato, cosa pensate di questa situazione, state vivendo qualche situazione simile a questa che Marco ci ha detto, no? Dai fratelli, facciamo gruppetti di 4-5 persone lì, non restiamo da soli, no? E discutete un po' questo tema che noi abbiamo sentito oggi, no? Cosa tu hai imparato di questo, no? Magari stai vivendo una situazione di questa, noi possiamo pregare insieme e tutti noi viviamo, come Marco ha detto, no? Le tempeste ce ne sono sempre, finiamo una e affrontiamo un'altra. Allora parlatevi. Avete identificato la vostra tempesta? Ancora un minuto. Identificate la vostra tempesta. Io sto vivendo questa tempesta. Ho venduto un biglietto della mia vita a qualcuno, a qualcosa. Amen. Adesso preghiamo l'uno per l'altro, preghiamo per la vita dei nostri fratelli, quello a destra, quello a sinistra, no? Chiedendo, Signore, dà saggezza al mio fratello in questa tempesta che sta passando, dà saggezza al mio fratello per affrontare queste situazioni. Comincia a benedire la vita della persona che è a destra, che è a sinistra, comincia a pregare, no? Signore, benedice la vita del mio fratello, benedice la vita della mia sorella in questa situazione che sta affrontando. Signore, dà forza, rinnova le forze, Signore, che lui sia resiliente, Signore, che lui possa imparare da questa situazione e uscire da questa situazione più esperiente, più forte, più saldo nella fede. Che il tuo Spirito Santo possa usare questa situazione che il mio fratello sta passando, Signore, per farlo diventare ancora più forte, che lui possa esercitare la fede
crede in te e che lui sappia, Signore, che tu ci sei in ogni momento a fianco a lui e che lui non molla e che tu non molli mai i tuoi figli, che tu sei sempre accanto. Benedica la vita di questa persona, prega con autorità. Padre, dà ordine ai tuoi angeli che siano accampati accanto a loro, Signore. Dà, Signore, strategia, Signore. Dà saggezza per affrontare questa situazione. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Padre, noi sappiamo che Gesù Cristo è nella nostra barca. Allora Gesù, vieni, aiutaci e aiutaci, insegnaci ad esercitare la nostra fede, ad affrontare gli ostacoli che sono davanti a noi con saggezza, con fede, sapendo che tu ci sei, che tu non ci lasci mai soli, che noi possiamo, Signore, usare la fede che noi abbiamo in te, Signore, e chiamare all'esistenza, Signore, le situazioni, le soluzioni per i nostri problemi. Aiutaci, Signore, aiutaci. Oh, stai, Signore, a fianco a noi e aiutaci, Signore, a passare per questi momenti, e non solo, Signore, ma aiutaci anche ad affrontare le tempeste che verranno, che noi possiamo, Signore, identificare, Signore, il problema e sapere agire, Signore, di conseguenza. Aiutaci, Signore, a non lasciare che entri nella nostra vita, Signore, nulla di strano, ma che il tuo Spirito Santo ci possa guidare in ogni cosa, a non lasciare entrare nella nostra vita delle situazioni che ci portano dei problemi, ma che noi possiamo essere saggi nelle nostre scelte, saggi nelle nostre decisioni, Signore, e che noi possiamo vivere nella tua presenza, e anche in mezzo alla tempesta che possiamo avere pace, Signore, che possiamo avere pace sapendo che tu ci sei, che tu non ci lasci mai soli, sapendo, Signore, che magari anche in mezzo alla tempesta, Signore, tu ci puoi usare per fare delle cose straordinarie, Signore, come hai usato Pietro. Dacci l'audacia, Signore, che tu hai dato a Pietro, Signore, di magari uscire dalla zona di conforto, di affrontare la situazione e di fare qualcosa di grande, Signore, nella nostra vita per la tua opera. Usati per la gloria del tuo nome. Alleluia. Noi benediciamo la vita di ogni persona qui, noi benediciamo ogni famiglia qui, e che il tuo Spirito Santo possa riempire ogni vita per la gloria del tuo nome. Alleluia. E che noi possiamo sentire delle testimonianze. Wow, io non sapevo cosa stavo affrontando, ma lo Spirito Santo di Dio mi ha rivelato, io ho potuto affrontare la situazione con più serenità, perché il Signore era con me. Alleluia. Noi mettiamo tutto questo ai tuoi piedi e crediamo, Signore, che tu ci sei e che tu sarai a fianco a noi in ogni momento. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Amen. Gloria a Dio. Amen. E allora prendete la responsabilità di continuare a pregare. Guarda bene questi fratelli che sono lì con te e continua a pregare tutta la settimana per queste situazioni. Amen. Gloria a Dio. Mercoledì abbiamo il discepolato, no? Una benedizione, il Signore sta benedicendo, no? Lodiamo il Signore per quello che Lui sta facendo qui ogni mercoledì. Giovedì abbiamo la riunione di preghiera, di intercessione. Venite a pregare con noi, una benedizione. Investite, no? Investite un'oretta e un quarto solo, no? Fate un sforzo e venite, perché è il culto migliore della settimana, vi garantisco, è dove noi ci buttiamo nella presenza del Signore. Venerdì culto del giovani, no? Solo i giovani sotto 100 anni possono venire, no? Allora venite, celebrate, perché è una benedizione, no? E sabato, vecchietti, restate a casa, solo alle 5 loro saranno qui, sarà un tempo di benedizione. Genitori, portate i vostri figli, incentivate i vostri figli. Amen. Cellula Veggiano sabato, metteteli nella vostra agenda, sabato c'è cellula a Veggiano. No? Parlate con Luca e con Eliane che sono lì dietro, chiedete l'informazione. Amen. Caro Padre, noi ti ringraziamo per questa mattinata meravigliosa, per questa parola che tu ci hai dato, Signore, e che noi possiamo davvero portare al cuore questa parola. Dacci una buona domenica nella tua presenza, Signore, e che noi possiamo
godercela, Signore, insieme a Te questa domenica, Signore, perché noi amiamo la Tua presenza e non vogliamo altro, Signore. Che Tu ci possa benedire, che Tu ci possa proteggere, che Tu ci possa liberare da ogni male. Dacci una settimana benedetta. Noi mettiamo davanti a Te i nostri fratelli che ci hanno seguiti da casa, raggiungi loro anche lì, Signore, e a tutti noi dacci una buona settimana nella Tua presenza, e che noi possiamo, Signore, vedere la Tua mano guidandoci in ogni cosa per la gloria del Tuo nome. Amen. Salutate almeno 5 persone che non sia la tua famiglia prima di uscire dalla chiesa. Amen.